Con il passaggio della Stecca a Genova si è conclusa la 69esima adunata degli alpini a Biella. Grande emozione quando hanno sfilato le 4 sezioni della Marca. Non è passata inosservata durante lo sfilamento di Biella l'assenza del cappello di Giancarlo Gentilini, nonostante la presenza di molti altri cappelli di alpini andati avanti. Il sindaco di Treviso fa una promessa in vista della Triveneta di Conegliano. Domani l'autopsia sul corpo di Lorenzo Criste, alventenne ucciso domenica scorsa a Castelfranco, fuori dalla discoteca. L'ultimo saluto sarà celebrato verosimilmente giovedì nella chiesa ortodossa di Loreggia. In Stella alle bici impennano con le auto. Ancora una volta è successo a Montebelluna, protagonisti giovanissimi, e dalla questura arriva la proposta di un progetto assieme alle scuole. La spedizione punitiva tra clan in Viale Vittorio Veneto, 3 denunciati, intanto è polemica sulla sicurezza in città. Tragedia nella montagna, Sospirolo nel Bellunese, si stacca un masso, alpinista 63enne precipita in un canalone e muore. È il Vangelo del Buon Pastore a caratterizzare la prima domenica di Papa Leone XIV. Anche le chiese della Marca, molti fedeli lo hanno visto come un segno del destino per l'impegno del pontefice, soprattutto per la pace. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, un'edizione che va in onda a quest'ora proprio per lasciare spazio alla lunga diretta dedicata alla adunata nazionale degli alpini, che si è conclusa proprio pochi minuti fa a Biella con il passaggio della Stecca. E per le ultimissime da Biella ci colleghiamo subito con i nostri inviati. Lucio Zanato, con la collaborazione di Alberto Pivetta. A te Lucio, buongiorno. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete qui a Biella sta piovendo a dirotto e ha cominciato a piovere esattamente quando è finita la cerimonia per questa 96esima adunata nazionale degli alpini. 100.000 le penne nere che hanno sfilato nel corso delle ore dalle 9 del mattino fino a circa le 21 di stasera, quindi 12 ore di sfilata, dove non sono mancati dei momenti particolari come il passaggio delle salmerie, oppure con veramente il fiume di penne nere che venivano dalla sezione di Biella. Pensate, 4.700 gli iscritti su 47 sezioni, tenendo conto che Biella è una provincia che conta circa 36.000 abitanti, insomma una densità di penne nere davvero importante per questa provincia piemontese. Passaggio della Stecca, come avevi già accennato nei titoli tu Marta, con Genova che invece è alla 6ª adunata, mentre per Biella era la prima. Una grande festa sicuramente, una festa che ha visto la presenza ovviamente degli alpini del terzo raggruppamento, quindi del nord-est, quegli alpini che poi noi racconteremo il prossimo mese con l'adunata triveneta. E allora invece andiamo a vedere il primo servizio che abbiamo preparato, anzi che avete preparato voi in redazione, che parla delle 4 sezioni trevigiane. Dall'Alba con i nostri amici operativi, stanno già iniziando a sbaraccare e basta, si parte. Una giornata cominciata all'alba, quella delle penne nere della Marca, che hanno iniziato a sfilare alle 12:45 con la sezione di Valdobbiadene. Con i suoi quasi 2000 alpini, con un territorio straordinario che è paesaggio UNESCO e che è quel paesaggio immutabile grazie al loro lavoro. Poi è la volta della sezione di Vittorio Veneto con il tradizionale striscione Città della Vittoria. Ali alla vittoria, alla quale ha contribuito con le sue medaglie d'oro, ha contribuito con la sua gente, con il suo ardore, con la fermezza nel resistere durante l'anno dell'invasione. Numerosi sindaci del Vittoriese che hanno sfilato con la fascia tricolore al fianco delle penne nere, e poi grandi applausi quando passano le salmerie con i muli. Sono loro, capitanati da Tony De Luca, sono loro che insieme con quei vecchi muli che portavano il nome di Roso, portavano il nome di Mila, di Orio, di Rena, di Marna, hanno segnato la storia degli sconci e degli alpini in pace e in guerra.
Poi è la volta di Conegliano, che in occasione del centenario a metà giugno ospiterà il raduno triveneto. Che si accingono a festeggiare il loro centenario di Costituzione, a ridare alla città in nuova veste la tradizionale scalinata degli Alpini, ad offrirsi ancora una volta nella memoria con una mostra che ricorda le opere degli Alpini. Suona con mestizia la fanfara Alpini di Conegliano, con il lutto sul Labaro per la scomparsa dell'ex presidente Sergio Saccon. Perché nel suo cuore c'è la memoria del nostro Sergio, del suo coordinatore, del suo infaticabile, sorridente ragazzo. Infine Treviso apre la fanfara alpina di Masere, poi le penne nere alfieri degli 88 gruppi della sezione. Portano quel paesaggio di opere buone che si chiama solidarietà, che si chiama fare, che si chiama davvero concretezza. Il ricordo dell'alpino Gentilini. Tra i tanti certamente oggi andiamo a ricordare anche Giancarlo Gentilini, il già sindaco della città di Treviso, che con la sua verve, con il suo modo di essere, con la sua schiettezza è stato anche testimone del modo di essere degli alpini, fatti per essere e non per apparire. Chiude la protezione civile e le 88 bandiere con il tricolore. Tante quante sono i gruppi della sezione di Treviso che con i suoi oltre 10.000 alpini continua infaticabile a raccontare la storia e a dedicarsi a un motto di speranza. Viva gli alpini! E come avete sentito dal servizio, il ricordo dello speaker di Giancarlo Gentilini, però la mancanza del cappello, il cappello che era stato chiesto al Consiglio nazionale di poter sfilare come, diciamo così, è un'abitudine, che invece è, diciamo così, possibilità che è stata negata. È stata negata perché si dice troppi cappelli su cuscino, adesso bisogna limitare questi passaggi. Peccato che poi nel corso proprio della sfilata siano state centinaia di cappelli che hanno comunque sfilato su dei cuscini. E allora il prossimo servizio parla di un sindaco, Mario Conte, decisamente arrabbiato e pronto a un'azione anche forte. A Conegliano porterò il suo cappello assolutamente, chiederò ovviamente autorizzazione agli alpini perché è fondamentale rispettare quelle che sono le regole, però credo che una piccola deroga per un grande alpino si possa anche fare. Una promessa, quella che il sindaco di Treviso Mario Conte fa durante la Dunata degli Alpini di Biella: portare nello sfilamento di domenica 15 giugno della Triveneta di Conegliano il cappello di Giancarlo Gentilini. Giancarlo è qui con noi perché come era abituato lui a dire, ci mette la mano e ci guarda dall'alto e sentiamo la sua presenza anche oggi, ma anche la sua presenza fisica, le sue risate, la sua simpatia, ma c'è il suo spirito, il suo animo e il suo valore alpino. Il nuovo regolamento ha messo uno stop ai cappelli degli alpini che sono andati avanti. Si sperava in una deroga per Gentilini, dispensa chiesta ma non concessa, così come non è stato consentito al gruppo Città di Treviso Salsa Reginato portare nello sfilamento questo striscione di ricordo. Eppure erano tanti i cappelli poggiati sul cuscino tricolore che hanno sfilato con i rispettivi gruppi. Per questo l'assenza proprio di quello dell'ex sindaco di Treviso ha provocato dispiaceri e malumori già durante l'ammassamento. Non è giusto o tutti o niente. Dovrebbero, il cappello di Gentilini, che è morto 2 mesi fa, 1 mese e mezzo, dovrebbe essere stato qui portato perché è dell'anno. Non è quello che sono già però la regola dice che non si può più sfilare. Dovrebbe essere la regola per tutti, no per uno solo. E quindi, no. E quindi a Conegliano cosa faremo? O portiamo anche se non vuoi che altri. A Conegliano è giusto farlo sfilare? Per me sì. Ma certamente che è giusto farlo sfilare. Anche lo conoscevano bene anche a Conegliano e merita questo. Gentilini per noi è stato
più di un padre. Anche chi, come l'ex sindaco di Casale sul Sile Giuliato, artigliere da montagna proprio come Gentilini, che aveva idee politiche molto diverse dallo sceriffo, non nasconde l'amarezza. Io mi aspettavo che il sindaco Gentilini, sindaco per sempre, fosse proprio davanti alla sezione di Treviso, perché anche se io non ero della sua fede, però devo dire che come amministratore l'ho sempre ammirato. Mario Conte ha detto: ho visto questa cosa, io a Conegliano, volente o nolente, lo porto. Ha fatto bene e io, se serve, sarò da supporto. La volontà dunque è quella di ricordare lo sceriffo alla Triveneta, impegno preso anche dalla sezione di Conegliano che ospiterà la 3 giorni di giugno. Giancarlo non solo per Treviso ma per tutta la provincia è stato, al di là che è stato un amministratore comunale veramente all'altezza, però come alpino noi l'abbiamo sempre nel cuore e lo ricorderemo sempre in tutti i momenti che nei nostri eventi sarà sempre con noi. Quindi una adunata nazionale, questa di Biella, che si è chiusa, che comunque verrà sicuramente ripresa con la Triveneta che, lo ricordiamo, a metà giugno vedrà di scena Conegliano e noi con gli alpini. Qui a Biella a questo momento si spegneranno i riflettori, si riaccenderanno il prossimo anno a Genova e noi continueremo a raccontare le adunate degli alpini. Da una 3 giorni biellese è tutto, a questo punto l'adunata per Antena 3 finisce qui e io restituisco la linea facendo vedere l'ultimo servizio, ovvero quello che riepiloga lo sfilamento di oggi. Buona serata a tutti. Oggi la sezione Monte Ortigara, la sezione che nella città di Asiago ha il suo simbolo in quell'aiten, in quel sacrario che finalmente sembra venga restituito al civico culto. È l'altopiano con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento delle penne nere del Vicentino. Dopo Belluno, Treviso, Padova e Venezia sfilano gli alpini della terra vicentina tra l'emozione. Salendo in altopiano non c'è balza che non ci racconti un pezzo di storia d'Italia. Poi è la volta della sezione Monte Grappa Bassano del Grappa, sulle note di Monte Grappa tu sei la mia patria. Sfila il generale che oggi si occupa dell'organizzazione di Milano Cortina 2026. Sfilano i cittadini di Bassano che vestono orgogliosamente l'uniforme e portano il cappello alpino. Sfilano i sindaci non solo della pedemontana del Grappa, sfilano gli eredi di quelle famiglie costrette al profugato ma che, ritornate sulle balze e le pendici, hanno saputo ricostruire questo spicchio di terra a cavallo tra la Brenta, tra la provincia di Treviso e di Vicenza, ancora più florido e ricco di prima. È un dovere nei confronti di tantissimi alpini del nostro territorio, ma soprattutto per la nostra terra, l'identità che rappresenta Bassano del Grappa e tutto il suo comprensorio. Quindi insomma una grande festa come ogni anno e gli alpini sono sempre super. E dopo Bassano è la volta di Marostica, Valdagno e Vicenza Montepasubio. E i blocchi si susseguono perché le penne nere di Vicenza, appresa la lezione dell'adunata dello scorso anno, non volevano e non potevano sicuramente mancare all'appuntamento di Biella. Quest'onda verde, accoglietela con gioia, sono gli alpini vicentini, gli alpini che hanno raggiunto Biella per sfilare orgogliosi e testimoniare ancora una volta il loro grande cuore alpino. È Verona a chiudere il quarto settore delle penne nere del nord-est.
Dedicata alla 69esima Giornata Nazionale degli Alpini, proseguiamo il telegiornale con la cronaca. Spedizione punitiva e aggressione davanti al bar dello stadio in viale Nino Bixio a Treviso. La polizia ha denunciato un kosovaro e 2 albanesi che venerdì pomeriggio hanno ferito 2 kosovari ed hanno danneggiato l'auto di uno di loro. Le indagini svolte nell'immediatezza dei fatti tramite la visione dei filmati di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno permesso di identificare i 3 aggressori, uno dei quali è stato individuato e fermato da personale della squadra mobile nella stessa serata a bordo della medesima autovettura utilizzata per l'agguato. È stato trovato in possesso di un coltello e di una mazza da baseball, sequestrati assieme agli abiti dell'uomo ancora macchiati di sangue. Gli altri 2 sono stati denunciati ieri ed identificati. Tutti e 3 sono accusati di lesioni aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. I 2 feriti medicati all'ospedale hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 20 e 7 giorni. La violenta spedizione punitiva accende la polemica e il dibattito sulla sicurezza nella città di Treviso. Sentiamo. I segni della brutale spedizione punitiva di venerdì pomeriggio sono ancora ben visibili, con un tappeto di vetri a terra nel parcheggio davanti al bar allo stadio in viale Nino Bixio. Il viavai di auto è continuo, come pure il giro di avventori, la maggior parte stranieri, del locale, ma nessuno vuol commentare quanto accaduto, nonostante qui non si parli d'altro. Un blitz in stile mafioso, 3 persone che scendono da un'auto scura e armati di mazze e spranghe, prima picchiano 2 uomini al bar, poi si accaniscono su un'auto nel parcheggio mandando in frantumi i finestrini. Un episodio sconcertante che rappresenta l'ennesimo atto di una faida tra clan kosovari culminata nell'ottobre del 2022 con l'omicidio a Fiera di Ragip Kolgeci. Durissimo il sindaco Conte, che da Biella invoca il pugno di ferro. Inaccettabile e scandaloso che queste persone che arrivano da paesi dell'est pensano di poter agire come nei loro paesi, con regolamenti di conti in mezzo alle strade o nelle piazze. Qualche anno fa si sono accoltellati, ieri questo agguato con pestaggio, cose che noi non siamo abituati e non abbiamo alcuna intenzione di abituarci, e quindi chiedo al questore, al prefetto, che ci sia una risposta forte e il pugno di ferro nei confronti proprio di questo tipo di comportamenti intimidatori. E la questione riapre anche la polemica tutta interna alla maggioranza sulla regolamentazione dei locali accusati di essere al centro di brutte frequentazioni. Qui siamo davanti alle mura cittadine, non siamo in una periferia diciamo nascosta della città, quindi davvero c'è questa propensione e questa impunità da parte dei delinquenti che pensano di fare quello che vogliono, quindi davvero bisogna mettere un freno a tutto questo. Ripeto, ognuno deve fare la sua parte, la questura, la polizia, le forze dell'ordine lo stanno già facendo, bisogna applicare la legge, ma anche l'amministrazione comunale deve poter mettere in atto diciamo, tutto ciò che può fare per poter diciamo, contrastare qualsiasi tipo di violenza. In questo caso il regolamento per la regolazione delle aperture dei negozi etnici è un primo passo e noi lo presenteremo. All'attacco le opposizioni forti di una sensazione di sempre maggiore insicurezza da parte dei cittadini. Io stamattina ho ricevuto alcune telefonate da cittadini che dicevano: ma che cosa sta diventando questa città? Tra l'altro queste spedizioni punitive tra di loro, per carità, sono di una gravità assoluta, la città non è abituata. Io spero che ci siano subito dei provvedimenti anche dalle forze dell'ordine, alcuni di loro so essere indagati, però questa cosa deve smetterla, noi lo diremo anche al sindaco con voce molto forte, perché questo fa paura ai cittadini che vogliono vivere in tranquillità, e soprattutto queste cose delle spedizioni punitive sono cose che sono inaccettabili anche nella nostra, come dire, nel nostro modo di vivere, e che noi non possiamo proprio comprendere. Verrà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Lorenzo Cristea, il 20enne ucciso domenica scorsa a Castelfranco dopo una serata in discoteca. L'ultimo saluto al ragazzo, che risiedeva con la famiglia a Tre Baseleghe, sarà celebrato verosimilmente giovedì nella chiesa ortodossa romena di Loreggia, nel Padovano. Ed in queste ore si registra un'altra violenta rissa tra giovani proprio nel Padovano. È accaduta a Limena la scorsa notte in un parco pubblico. Ad affrontarsi 2 gruppi di ragazzi
ragazzi, ad un certo punto qualcuno ha estratto un coltello, 2 giovani di 17 e 22 anni hanno riportato ferite da arma da taglio. Fortunatamente non si tratta di gravi lesioni. Sull'episodio indagano i carabinieri. In sella alle biciclette impennano tra le auto, come già accaduto qualche settimana fa. Ancora una volta è successo a Montebelluna. Protagonisti dei giovanissimi, e dalla questura arriva la proposta di un progetto rivolto proprio ai bulli da mettersi in atto assieme alle scuole. Nuovo episodio sabato sera lungo il PUT di Montebelluna, che ha visto protagonista un gruppo di 5 ragazzini che in sella alle loro bici hanno creato panico tra il traffico, impennando in mezzo ai veicoli costretti a fermarsi per evitare l'impatto. Qualche automobilista li ha ripresi spiegando loro che quella non era una pista ciclabile, ricevendo in cambio insulti. Poche settimane fa la polizia locale aveva sanzionato 14 ragazzini per una serie di episodi accaduti negli ultimi 2 mesi, sfociati con alcuni giovanissimi che si erano scagliati con calci e pugni contro un uomo che, sceso dal suo mezzo, li aveva redarguiti. Fatti più o meno gravi che dal capoluogo della Marca alla provincia vedono coinvolti ragazzini spesso minorenni. Le cosiddette baby gang, nei confronti delle quali la questura è pronta a mettere in campo tutte le proprie competenze per studiare un percorso condiviso con le scuole. La prossima settimana incontreremo i dirigenti scolastici proprio nell'ottica della collaborazione e della sinergia. Ai dirigenti scolastici viene chiesto di segnalare e denunciare comportamenti scorretti da parte di studenti bulli per permettere alla questura di intervenire con gli strumenti a disposizione. E per diffondere questi strumenti di prevenzione che, se venissero correttamente utilizzati, ho detto sono sottoutilizzati purtroppo, se venissero correttamente utilizzati ci permetterebbero di avviare i giovani ad un percorso di rieducazione nell'ottica della prevenzione. Gli strumenti a cui fa riferimento il questore sono quelli dell'ammonimento, già utilizzato con buoni risultati nei casi di stalking con un abbattimento delle recidive. L'obiettivo è di contrastare con il provvedimento anche il fenomeno delle baby gang, ma diventa fondamentale la collaborazione di chi vive quotidianamente a stretto contatto con i ragazzi. Per noi gli insegnanti sono importantissimi, la collaborazione che ci deve essere è importantissima sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto il profilo repressivo, perché gli insegnanti sono le sentinelle. Tragedia in montagna oggi a mezzogiorno nel territorio comunale di Sospirolo. Un alpinista di 63 anni del posto è morto dopo essere precipitato in un canale sotto cima di Porta Bassa. In destra missa a dare l'allarme i 4 compagni che, arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui e lo hanno visto perdere l'equilibrio dopo che si era staccato un masso al quale l'uomo era aggrappato. Sul posto i soccorritori con l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'alpinista e recuperare il corpo senza vita. È il Vangelo del Buon Pastore a caratterizzare la prima domenica del nuovo pontefice Papa Leone. Molti fedeli lo hanno visto come un segno del destino per il suo impegno soprattutto per la pace. Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore. Sembra quasi un segno del destino che la prima domenica da Papa di Leone XIV sia proprio quella del Buon Pastore. Lo sottolinea il Pontefice dalla loggia centrale delle benedizioni della Basilica Vaticana, affacciandosi su Piazza San Pietro per il suo primo Regina Coeli. E nelle parrocchie della Marca, durante le messe eucaristiche in questa quarta domenica di Pasqua, la parabola è suonata come un augurio al Santo Padre per il suo ruolo di Buon Pastore della Chiesa. È una coincidenza, ma non voglio vedere semplicemente una casualità, una coincidenza provvidenziale che il primo giorno da Papa, con il nome di Leone XIV, si ritrovi ad ascoltare e a commentare per i fedeli tutti il Vangelo del Buon Pastore. Io sono il Buon Pastore, e noi sappiamo che il Papa
più di tutti, ecco, nel servizio dell'autorità, della gerarchia ecclesiastica, è il primo proprio a dover incarnare questo comando del Signore: io sono il buon pastore, perché ha affidato la sua chiesa proprio al successore di Pietro, Gesù. Per cui penso che sia davvero un'emozione, ma anche si sente anche tutto il peso, davvero anche la parola di Dio domenica gli ricorda: guarda che sei il buon pastore di tutta la Chiesa. Un compito importante, quello che si trova ad affrontare Papa Leone XIV. Mi pare che le premesse siano buone, da come si è presentato, sono impressioni le nostre, non possiamo dire, però il curriculum di una persona così davvero impegnata, abbiamo letto tutti che cosa è stato il suo passato finora, credo che faccia ben sperare, insomma, ecco. E anche i fedeli ripongono nel nuovo pontefice le speranze, soprattutto di pace, in un momento così difficile come questo che stiamo vivendo. Speriamo che sia un buon pastore, vedendolo almeno così sembra che sia valido. Col tempo si vedrà, ma penso che sia adatto. Penso che il nuovo Papa abbia veramente dato l'immagine e detto le parole giuste, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di pace per tutto il mondo. Ha un ruolo impegnativo perché il Papa ci rappresenta Dio in terra e questo ruolo noi dobbiamo riscoprire attraverso lui la fede e incamminarci verso la terra che ci promette. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora del piano anti-zanzare 2025 del comune di Treviso. Continua infatti in città la distribuzione delle pastiglie antilarvali. Sono molto importanti e varrebbe la pena divulgare anche un po' di più, in modo che la gente prendesse coscienza del problema e che aiutasse tutti nel combattere il fenomeno. Continua con la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali il piano anti-zanzare 2025 messo in atto dal Comune di Treviso. Al mercato cittadino, con la collaborazione della Protezione Civile, il servizio riservato ai residenti e agli amministratori di condominio, con la consegna delle pastiglie da inserire nei tombini per contenere la proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre. Insetti che con l'arrivo della bella stagione cominciano già a fare la loro comparsa nelle aree verdi pubbliche e nei giardini, con il conseguente disagio. Grandissimo, perché noi non possiamo usare e usufruire del giardino, paghiamo l'IMU però per le zanzare. Il piano interessa l'intero comune di Treviso, con una serie di trattamenti mirati sulla base di un calendario suddiviso in 5 zone e 3 interventi specifici nei fossati. L'invito dell'amministrazione comunale ai cittadini è quello di collaborare ritirando ed utilizzando le pastiglie larvicide così da contenere la diffusione. Per ottenere gratuitamente le pastiglie basta essere residenti nel comune e presentarsi ai punti di distribuzione con un documento d'identità. È importante che l'amministrazione comunale si attivi in questo senso proprio per aiutare i cittadini a prevenire situazioni di natura sanitaria. Malore improvviso ieri sera al Teatro del Monaco di Treviso per l'attore Mariano Rigillo, impegnato nel ruolo di Papa Bergoglio durante la rappresentazione dello spettacolo I Due Papi. Il spettacolo è stato interrotto e l'attore soccorso dai sanitari del SUEM. Distrofia muscolare di Duchenne. Le famiglie hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea per chiedere che l'unico farmaco a disposizione dei pazienti resti sul mercato. Noi siamo andati avanti e la scorsa settimana, grazie ai nostri avvocati, abbiamo deposto un ricorso direttamente presso la Corte di Giustizia. La battaglia per Translarna continua. Le 800 famiglie europee i cui figli sono affetti da distrofia muscolare di Duchenne, come promesso, hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea per chiedere che il farmaco che rallenta il progredire della malattia resti a disposizione. Dopo i 4 pareri negativi del CHMP, organo dell'Agenzia Europea del Farmaco, sui pazienti e i loro familiari si è abbattuta l'ennesima doccia fredda quando lo scorso 28 marzo la Commissione Europea ha ratificato il parere di EMA. Per le famiglie è una lotta contro il tempo prima che le ultime scorte di medicinale finiscano. Stiamo andando avanti con le scorte
che non sono tante perché comunque all'ospedale ci danno scorte per un mese. Quindi al momento io ho ancora a disposizione bustine fino circa al 20-22 maggio. All'orizzonte l'incubo di trovarsi senza Translarna. Rimanere adesso scoperti senza niente, perché ricordiamo che al momento noi non abbiamo alternative. Attualmente farmaci appunto non ce ne sono. Ne arriveranno, però non sappiamo quando. E non sappiamo se nostro figlio potrebbe avere degli effetti collaterali, perché appunto c'è anche questo problema che Translarna è un farmaco che praticamente non ha mai dato ai pazienti effetti collaterali. Accanto ai genitori, i sanitari che hanno documentato allo stesso CHMP gli effetti che il farmaco ha sui pazienti, risultati testimoniati anche negli studi clinici. Ci sono veramente più prove solide che dimostrano l'efficacia del farmaco. Quindi noi stiamo lottando come associazione proprio per cercare di anche far cambiare approccio all'Agenzia del Farmaco. Cioè noi speriamo che questo possa diventare un precedente per far capire che questi criteri non vanno bene per questa malattia. Verso metà maggio dovrebbe arrivare un primo riscontro dalla Corte di Giustizia in risposta all'istanza degli avvocati e delle famiglie che hanno chiesto una sospensione della decisione del CHMP in attesa del verdetto definitivo. Il ricorso per intero potrebbe durare anche 18 mesi. Quindi quello che per ora dovrebbe avvenire è appunto una sospensione, nel frattempo una sorta di stand-by che permetta intanto ai pazienti di riprendere con appunto il trattamento. Intanto le famiglie hanno avviato una raccolta fondi per far fronte alle spese legali per il ricorso alla Corte di Giustizia. L'obiettivo che ci siamo dati è quello dei 60.000 euro, perché all'incirca questa è la cifra che tutte le famiglie insieme, perché per fortuna siamo tanti, dovremo sostenere, però stiamo ricevendo veramente molto supporto. In una società sempre più vecchia, la grande sfida del futuro è quella dell'assistenza agli anziani. Se ne è parlato in un convegno a Castelfranco. 380.000 ultraottantenni in Veneto che diventeranno 680.000 nel 2050, invecchiamento della popolazione, denatalità, approntare delle serie politiche per affrontare la questione anziani rappresenta la grande sfida del futuro. A lanciare l'allarme da tempo le strutture di assistenza in grande difficoltà per una carenza di personale ormai drammatica. E se non facciamo da subito una politica di immigrazione guidata, noi avremo una situazione che è il collasso. Già oggi in Veneto mancano 3.000 operatori solo per le strutture per anziani, immaginatevi quanti ne mancheranno nel 2050. Non c'è un centesimo nel PNRR quando questo provvedimento ha finanziato campi di padel, piazze e opere inutili. Quindi il problema non siamo noi, il problema è la politica. A Castelfranco un convegno per fare il punto tra rappresentanti istituzionali, esperti del settore sociosanitario, accademici ed operatori per delineare le traiettorie evolutive dell'assistenza agli anziani in un contesto demografico, normativo e tecnologico in rapido cambiamento. È chiaro che bisogna pensare a forme diverse, dal co-housing al villaggio solidale alla presa in carico domiciliare utilizzando la domotica. Queste sono le realtà future che poi sono il dopodomani, per cui credo che ci sia questa evoluzione mantenendo ovviamente in piedi anche i centri servizi, cercando di lavorare in modo collaterale e per dare una risposta a 360 gradi. Durante il convegno sono stati presentati i risultati dell'indagine realizzata da SeniorNet sui bilanci degli enti che dopo le negatività del 2022 per la crisi energetica sono migliorati. Il tema però dell'equilibrio economico-finanziario dei centri di servizio resta un tema centrale. Sottolineo questo dato perché se disaggreghiamo e andiamo a vedere il solo risultato della gestione caratteristica, allora gli enti che chiudono in negativo sono molto di più. Il convegno in un capannone di una cooperativa sociale che qui realizzerà una nuova lavanderia a servizio delle RSA, dando lavoro in un circuito virtuoso a persone con disabilità.
Qui ci sarà un nuovo sito produttivo che darà lavoro a altre 100 persone. Noi siamo una cooperativa di tipo B di inserimento lavorativo, oggi occupiamo circa 300 persone e fatturiamo 20 milioni di euro e questa sarà la location per altre 100 persone, che però sono 100 persone che sono all'interno degli inserimenti lavorativi, sono disabili e sono di fatto le persone che le aziende oggi non vogliono. E alla residenza per anziani Umberto I di Montebelluna una giornata di festa all'insegna del judo. Una piccola modifica. È finito letteralmente al tappeto anche il sindaco Adalberto Bordin nel salone del centro diurno Agorà della residenza per anziani Umberto I di Montebelluna, dove a esibirsi davanti agli ospiti sono stati una quindicina di atleti dell'associazione Judo presieduta da Adriano Pizzolon. A fare da tramite proprio un ospite, Mariano Vio, 96 anni, cintura nera e colonna del judo trevigiano, che non si è tirato indietro dall'illustrare le tecniche ai presenti. Esercizi, duelli, racconti di vita e per Mariano Vio la soddisfazione di tornare a indossare la sua divisa. Quest'anno il centro di servizi ha programmato una serie di incontri con le principali associazioni del territorio perché si vuole andare a valorizzare quelle che sono le esigenze dei nostri assistiti, i sentimenti e i loro interessi. Un modo attraverso il quale la capsula del tempo della saggezza del buonsenso, conservata gelosamente dai residenti, viene trasferita a tutti i componenti delle associazioni e soprattutto ai più giovani, che così possono capire e percepire, toccare con mano qual è stato il senso di sacrificio dei residenti che hanno reso grande la nostra comunità montebellunese. Ed in chiusura lo sport con il rugby e la travolgente vittoria in casa a Monigo del Benetton. In un Monigo tutto esaurito, i Leoni disputano una partita da sogno travolgendo i Glasgow Warriors, secondi in graduatoria e campioni in carica nel round 17 di United Rugby Championship, il penultimo del campionato. Dopo la tournée in Sudafrica, il Benetton ottavo a 41 punti alla ricerca di un posto ai playoff regala al pubblico di casa una prestazione sin da subito giocata a ritmi altissimi. I padroni di casa sono nei 22 degli scozzesi e creano superiorità. Brex che apre l'ovale a Odogwu, l'ala fissa la bandierina e vola in meta, Umaga trasforma, e poi il turno di Maile che sfugge a due avversari e schiaccia l'ovale a terra. Umaga è ancora preciso dalla piazzola. I padroni di casa spingono sull'acceleratore e chiudono il primo tempo 19-0. Nella ripresa coach Bortolami nell'ultima gara davanti ai suoi tifosi cambia tutta la prima linea. Con una difesa granitica il Benetton conquista una meta dopo l'altra. Mendy recupera l'ovale, si autolancia alla perfezione e serve l'offload per Tommaso Menoncello che va a marcare. Umaga scatenato esalta lo stadio di Monigo che non trattiene la gioia quando trasforma il 33-0. I Glasgow tentano di alzare la testa ma la difesa di casa blocca ogni velleità. L'incontro finisce 33-7. I Leoni conquistano 5 preziosissimi punti per la corsa ai playoff quando manca un turno al termine della regular season. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci subito dopo la sigla, come sempre le previsioni del tempo con il nostro meteo.